Buon pomeriggio, ringrazio tutti coloro che si stanno collegando, si sono collegati con questa iniziativa promossa e organizzata da Filcams CGIL di Treviso sul tema il lavoro nella pandemia e i nuovi diritti per tutti. Comincio subito salutando, presentando, ringraziando gli ospiti che sono collegati con noi. Parto da una persona che secondo me non avrebbe bisogno di presentazioni perché penso che sia uno dei volti più noti dell'ultimo anno in Italia, è professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Andrea Crisanti, grazie di essere con noi. No, grazie a voi dell'invito, è un grande piacere per me. Grazie. Il sociologo del lavoro dell'Università Normale di Pisa, Riccardo Emilio Chesta, grazie per essere con noi. Grazie a E voi. Anna Carreri, ricercatrice dell'Istituto di Ricerche Sociali ed Economiche del Veneto, grazie anche a lei. Poi abbiamo il segretario nazionale di Filcams, Alessio Di Labio. Grazie a tutti. Buonasera. Prima di iniziare questo incontro, confronto e riflessione, do la parola prima al segretario generale di CGIL Treviso, Mauro Visentina, per il suo saluto e successivamente al segretario generale della Filcams CGIL di Treviso, Alberto Irone, che introdurrà al tema scelto per questo incontro. Prego Mauro. Sì, buonasera a tutti quanti. Saluto anch'io con molto piacere e porto il saluto della Camera del Lavoro di Treviso ai nostri ospiti, al professor Grisanti, alla professoressa Carreri, al professor Chesta e ad Alessio Di Labio della Filcams Nazionale. E voglio anch'io salutare una nostra vecchia conoscenza, la giornalista Sara Salin, che ogni tanto ci viene a trovare e partecipa con noi alle iniziative che facciamo. Dicevo, porto il saluto della Camera del Lavoro e un ringraziamento soprattutto ai compagni e alle compagne della Filcams di Treviso, perché un'iniziativa di approfondimento sulla pandemia e sul mondo del lavoro nel periodo della pandemia credo sia utile un po' a tutti quanti, sia utile per fare il punto della situazione, sia utile perché serve un punto di vista anche nostro del mondo del lavoro rispetto a quanto è successo. E chi più di una categoria come la Filcams, che potrebbe essere l'ossimoro delle categorie, nel senso che al suo interno ha avuto situazioni di estremo disagio, di estrema difficoltà, penso a tutto il settore del turismo piuttosto che del piccolo commercio, e dall'altra parte situazioni di estremo impegno, di estrema abnegazione anche, penso ai servizi di vigilanza, al pulimento, al lavoro di assistenza alla persona, alle badanti come le chiamiamo noi, alla grande distribuzione. E pertanto credo che un punto di vista che in qualche maniera prova a mettere al centro alcune questioni che con la pandemia sono emerse, io credo sia utile. Sono emerse alcuni aspetti del mondo del lavoro che, come dire, non davamo per scontati. Ad esempio è emersa la necessità di fare una scelta e di privilegiare e quindi tutelare la salute, la sicurezza dei lavoratori, oppure di scegliere il mercato e il profitto. Ora, fortunatamente noi, soprattutto nella prima parte della pandemia, abbiamo fatto la scelta che sembra andare in quella direzione di dare la precedenza alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, facendo anche passare una certa idea di società, una società che si deve prendere, si deve prendere carico dei più deboli, dei più fragili. E appunto sono emersi anche delle condizioni del lavoro, credo del tutto inedite. Ad esempio abbiamo imparato a capire che, ad esempio, un lavoratore della sanità, soprattutto del pubblico,
della sanità pubblica è un lavoratore indispensabile, come lo è la cassiera del supermercato, come lo è un ricercatore, come è l'addetto alle pulizie o un panettiere, appunto i famosi lavori e lavoratori essenziali, che valgono molto di più, ad esempio, dei broker, degli stilisti, dei calciatori, dei dirigenti, che però sono i più pagati ancora adesso. Ora, è ovvio che bisognerà provare a iniziare a fare dei ragionamenti e capire che tipo di società prepariamo anche per il futuro. Ora, riconoscere il vero valore del lavoro di ciascuno di noi credo sia utile per ripensare la partenza. E ripensare la partenza, lo diciamo come CGIL un po' da qualche tempo, anche come nuovo modello di sviluppo da proporre alla società. Invertire quella corsa verso il baratro che la nostra società ha intrapreso da diverso tempo. Ecco, io non voglio farla lunga perché gli altri oggi, i nostri ospiti, sono quelli che devono dibattere e discutere delle questioni. Però io penso che bisogna rimettere al centro alcune questioni, dicevo il lavoro, dicevo la democrazia, e i governi e i popoli devono decidere il futuro e le priorità della società e non ovviamente il mercato. Questo credo sia utile come elemento di discussione. E penso anche che però la pandemia, proprio per vedere la parte piena del bicchiere, non so se è metà o se è meno di metà, la pandemia è una formidabile occasione per pensare a come si riparte. E per quanto ci riguarda, rimettendo al centro la sostenibilità, la conoscenza, la formazione, la redistribuzione delle risorse. Come un altro discorso, un altro ragionamento va fatto anche sulla questione dei vaccini, a chi devono essere fatti e come devono essere fatti. Intanto ci deve essere la certezza del trattamento vaccinale a tutti quanti. E dopo noi crediamo che il piano sanitario nazionale debba prendere in esame i soggetti più fragili, i soggetti più deboli, gli anziani, i malati, e non far passare quella logica che purtroppo in qualche caso ha cominciato ad attecchire partendo dall'assessore regionale alla sanità della Lombardia, dove vorrebbe far passare la logica che chi ha più PIL ha più diritto a vaccini. Come se un lavoratore trentenne in buona forma potesse passare davanti a un disoccupato cinquantenne magari malato. Ecco, io credo che la nostra discussione debba partire proprio da qua. Buona serata a tutti. Alberto. Come prima cosa vorrei ringraziare i nostri ospiti nella giornata di oggi, il professor Andrea Crisanti, la sociologa del lavoro Anna Carreri, il sociologo Riccardo Emilio Chesta e il segretario nazionale della Filcams CGIL Alessio Di Labio. Questa iniziativa si inserisce in un percorso che abbiamo iniziato da tempo con i lavoratori e i delegati sindacali del settore del commercio e della distribuzione organizzata, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. Abbiamo presentato, e Alessio lo sa bene, una piattaforma con rivendicazioni sindacali ed elementi di discussione molto condizionata dal vissuto di quest'ultimo anno, perché siamo convinti che i lavoratori e le lavoratrici del commercio siano molto consapevoli che esiste una frattura tra il mondo prima del Covid e il mondo e la società post-Covid, o che si affacceranno al termine della pandemia, e che soprattutto alcuni cambiamenti espressi da questa pandemia siano irreversibili. Pensiamo che il mondo del lavoro, i contratti, i lavoratori e la discussione sindacale sui diritti e sui doveri è stata al centro del dibattito politico durante la prima ondata ed è stata protagonista con i protocolli sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e ha creato positivamente un clima di coesione, solidarietà e fiducia che è andato purtroppo via via scemando nel corso degli ultimi mesi. Pensate che da un recente studio dell'INAIL sono stati 156.000 le denunce per infortunio legate al contagio da Covid-19 sui posti di lavoro e che in diversi casi, con esiti tragici, alcuni mortali, o danni permanenti per tanti lavoratori e tante lavoratrici che avranno necessità di un supporto anche riabilitativo di lungo periodo.
In un solo anno, nel 2020 e nel 2021, si sono affacciate con forza nuove modalità dirette di lavoro o di accesso all'istruzione. Pensiamo alla didattica a distanza e allo smart working, che spesso in una zona grigia senza diritti né tutele adeguate trascina forti problematiche per la conciliazione vita-lavoro e l'accesso ai servizi pubblici. E in un solo anno si sono enormemente rafforzate modalità di fruizione dei consumi che prima della pandemia apparivano in forte crescita, come l'e-commerce e il mercato online e la consegna dei pasti a domicilio da parte di rider che spesso hanno solcato con i loro mezzi città in cui i centri storici e la ristorazione classica sono apparsi silenziosi e purtroppo sono in declino da mesi. Allo stesso tempo, alcune consapevolezze e alcuni valori determinanti per la tenuta della coesione sociale, dopo 20 anni di politiche contrarie, sono tornati alla ribalta nel dibattito politico e nella percezione dei cittadini. Primo tra tutti l'importanza del ruolo della scienza e la tenuta necessaria da preservare del Servizio Sanitario Nazionale, come la scuola e l'istruzione come diritto irrinunciabile e politiche di spesa pubblica verso cittadini, lavoratori e amministrazioni locali nel segno della distribuzione e non, almeno per adesso, dell'aumento della pressione fiscale e della centralizzazione. Ecco, in questo contesto si inserisce il tema di più stretta attualità di questi giorni e ringrazio fortemente per essere con noi in questo pomeriggio il professor Crisanti, e cioè l'organizzazione del piano vaccinale. Crediamo che il piano vaccinale debba essere accompagnato da un forte messaggio di coesione, fiducia e speranza, per non lasciare indietro nessuno. Il nostro ruolo, come sindacato confederale, non può essere quello di fare e chiedere il +1 e sostenere l'inserimento di questa o quella figura professionale all'interno delle liste di riserva o all'interno del piano, ma stimolare una coraggiosa riflessione che non c'è stata sui criteri d'accesso alle liste di riserva e alla fase 2, centrata su 2 criteri, l'essenzialità e le necessità mediche. Lasciatemi dire che in un momento in cui ci sono cittadini con più patologie, spesso lavoratori, che non hanno ricevuto ancora indicazioni, è fuori luogo che le aziende sanitarie o le ULSS, come è successo a Treviso, si organizzino in maniera autonoma con le associazioni di categoria o con vari ordini professionali, senza chiari criteri medici rispetto all'accesso alle liste di riserva o al piano. Più che una riflessione per aiutare il Paese, si aiutano in questo modo operazioni dal retrogusto quasi clientelare. In ultimo, e vado a chiudere, quale deve essere il ruolo del sindacato in questa fase non può essere quello di stare alla finestra. Dobbiamo con forza discutere con i lavoratori e tra i lavoratori questi argomenti, i cambiamenti in atto e sollecitare le istituzioni ad evitare che variazioni così rapide travolgano posti di lavoro, comunità locali, fasce anagrafiche ed equilibri ambientali da preservare e tutelare. Grazie. Grazie ad Alberto Irone. Prima di cominciare sgombero subito il campo, visto che l'argomento è stato messo sul tavolo dal segretario. Avrei potuto, ne avrei avuto la possibilità, ma lo dico subito, non sono andata a vaccinarmi ancora, aspetterò il mio turno. Detto questo, visto che siamo in una platea in minoranza femminile, direi, professoressa Carreri, di iniziare con una donna, almeno per questo. E inizierei chiedendole, a dicembre del 2020 il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. Gli occupati sono diminuiti di 101.000 unità, questi sono dati Istat, e 99.000 erano donne che sono rimaste disoccupate oppure inattive. L'emergenza sanitaria ha fatto quindi precipitare una disparità di genere che però era una criticità già prima della pandemia e nemmeno il blocco dei licenziamenti è riuscito a frenarla. Perché? Grazie mille, grazie dell'invito. Ho un po' il rimando della mia voce, non so se è un problema mio o della piattaforma. Sì, prima di entrare nel merito dei numeri, io volevo fare 2 premesse molto velocemente, per poi appunto entrare nel merito del tema. La prima premessa è questa: diciamo che con il Covid sono esplosi gli studi sociologici sull'impatto appunto della pandemia sul lavoro, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi,
quindi impatto sulla composizione della forza lavoro, sul bilanciamento, come ha ricordato anche lei, tra lavoro e vita privata, sulla qualità del lavoro e della vita lavorativa. E tuttavia, appunto, è bene ricordare che sono sempre analisi che restano ancora esplorative, di carattere esplorativo, per cui anch'io sono coinvolta in alcune analisi che si occupano di questo, in alcuni progetti, non sono mai risposte definitive, come del resto non lo sono mai, ma a maggior ragione adesso, perché siamo ancora nel pieno un po' dell'onda del cambiamento, seppur sia ormai iniziato più di un anno fa, e quindi è un po' prematuro parlare di esiti, di scenari post pandemia, ecco, perché siamo ancora un po' nel mezzo. La seconda premessa che volevo fare, ed è connessa anche alla sua domanda, si è detto che il virus, anche sui media, no? Si è detto che il virus è un virus democratico. In realtà la pandemia non ha colpito in maniera indiscriminata, in maniera democratica, diciamo tra virgolette, bensì sta acuendo le socio-economiche già presenti nel nostro paese come lei. Le crisi, da questo punto di vista, tutte le crisi rappresentano degli ambiti di studio interessantissimi per chi si interessa chi si occupa di ricerca sociale, perché consentono proprio di far emergere quelle che sono le strutture, quelli che sono i processi che caratterizzano anche l'ordinarietà, la quotidianità, che altrimenti appunto sarebbero difficili da cogliere, sono più difficili da rendere visibili, da studiare. E in particolare le crisi, e questa non è da meno, offrono la possibilità di mettere a nudo quelle che sono le contraddizioni, quelli che sono i paradossi, quelle che sono le asimmetrie, perché vengono esacerbati, vengono amplificati dalla crisi. Appunto, come dicevo, il Covid non è da meno da questo punto di vista, perché è andato a amplificare quelle che sono le debolezze strutturali, debolezze culturali anche, che già connotavano il nostro paese. Quindi appunto la pandemia non è democratica in questo senso. Io mi soffermo sulle implicazioni di genere, quindi sulle disuguaglianze fra uomini e donne del Covid, diciamo, sul fronte del lavoro. E volevo richiamare l'attenzione su 3 aspetti che riguardano sia i dati che anche lei appunto ricordava, sia io vorrei soffermarmi anche un po' di più sugli aspetti più qualitativi. Mi soffermerò più brevemente sui primi 2 e se riesco, se c'è tempo, qualche minuto in più vorrei dedicarlo all'ultimo aspetto, che è legato allo smart working, che è stato citato in precedenza. 3 aspetti. Il primo riguarda proprio la domanda che faceva. Un primo aspetto riguarda gli effetti della chiusura di molte sedi lavorative nei settori considerati non essenziali, diciamo, no? E in tutti i paesi, compreso il nostro, l'incidenza della sospensione delle attività lavorative e della riduzione anche degli orari e dei salari, così come l'incidenza della disoccupazione, è apparsa più gravosa per le lavoratrici. I dati Istat, che appunto ricordava lei, lo confermano, è un dato che conferma questo trend che troviamo anche in altri paesi. Quindi anche in questo caso, appunto si conferma un po' quello che dicevo in premessa, anche in questo caso le criticità emerse con la pandemia non rappresentano altro che l'inasprimento di condizioni di partenza che sono già problematiche rispetto all'occupazione femminile. L'occupazione femminile in Italia, pre-pandemia, era la più bassa d'Europa, un tasso di occupazione molto basso. Nel rapporto pubblicato da ILO, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sulle implicazioni del Covid rispetto al lavoro, si osserva come la disoccupazione stia aumentando soprattutto per i giovani e per le donne. Poi ovviamente queste 2 cose si possono anche sommare, cioè le donne giovani sono naturalmente la categoria, tra le categorie più vulnerabili da questo punto di vista.
non a caso, perché spesso i giovani e le donne sono diciamo occupati in condizioni più precarie, quindi appunto meno tutelate, più discontinue, e per cui sono più vulnerabili da questo punto di vista per quanto riguarda l'occupazione. Un altro aspetto che volevo, se posso sollevare, riguarda invece i settori essenziali, cioè quindi i settori che sono rimasti aperti, anche qui ragionando un po' sulle implicazioni di genere. Dunque, se è vero che le analisi hanno evidenziato che i maggiori rischi sanitari sono quelli per la popolazione maschile, è anche vero dall'altro lato che il dato relativo ai contagi professionali mostra come le donne rappresentino la maggioranza tra coloro che hanno contratto il virus sul lavoro, quindi dati nel 2020, quindi sono soprattutto le donne a contrarre il virus sul lavoro. Ecco, da un punto di vista sociologico il fenomeno può essere ricondotto, può essere spiegato, è una delle spiegazioni possibili, come conseguenza dell'elevato grado di segregazione orizzontale del genere, di genere del mercato del lavoro, cioè il fatto che le donne sono particolarmente concentrate in alcuni settori lavorativi, non in altri, in quali quello sanitario, quello della cura, quello della ristorazione, quello della vendita al dettaglio. Ecco, secondo i dati INAIL, le donne rispetto agli uomini quindi sono maggiormente occupate in settori a rischio di contagio, dove è previsto il diretto rapporto con la clientela, con il pubblico. Molti dei settori essenziali in cui si è continuato a lavorare a pieno ritmo durante il lockdown, sia il primo che l'attuale, quindi RSA, le attività di pulizia, la grande distribuzione alimentare, sono in effetti caratterizzati da un forte grado, sappiamo, di femminilizzazione, quindi di sovrarappresentazione femminile. E questo appunto può essere la spiegazione per cui la popolazione, la componente femminile è quella che ha diciamo la protagonista dei contagi contratti sul luogo di lavoro. Questo sul fronte dei dati. Sul fronte qualitativo invece, per allacciarmi anche a quello che si diceva prima in apertura dell'incontro su smart working, conciliazione vita-lavoro, perché è un tema fondamentale per le donne, ma non solo per le donne, ma purtroppo che colpisce soprattutto le donne. Ecco, su questo volevo soffermarmi dedicando qualche minuto di riflessione, richiamando un po' l'attenzione su alcuni aspetti. Quindi questo riguarda l'altra situazione ancora. Se prima ho parlato delle situazioni dei lavoratori diciamo non essenziali, poi di quelli essenziali, poi c'è anche l'altro caso in cui c'è stato un trasferimento delle attività nello spazio domestico. E questo va letto assolutamente in relazione anche al blocco delle attività scolastiche, di assistenza, le attività ricreative, di sport e quant'altro dei bambini, che sono state obbligatoriamente dislocate nelle abitazioni individuali o sono state del tutto interrotte, come lo sport. E la famosa DAD, che ormai conosciamo tutti come acronimo per la didattica a distanza. Ecco, se pensiamo a questa situazione, qui è significativa la quota di donne che ha potuto effettivamente continuare a lavorare grazie al ricorso a forme di lavoro, di orario flessibile, che sono modalità solitamente annoverate tra gli strumenti in grado di favorire di fatto la conciliazione vita-lavoro e di sostenere l'occupazione femminile. Però naturalmente in situazione pandemica occorre fare delle precisazioni. La prima riguarda il diffuso ricorso all'espressione di smart working, che è fuorviante in realtà. Perché? Perché le condizioni di lavoro che caratterizzano questa fase sono piuttosto differenti da quelle che dovrebbero connotare il lavoro cosiddetto intelligente, il lavoro agile. Quali sono queste caratteristiche del lavoro agile, dello smart working? Prima di tutto la flessibilità in termini spaziali, quindi il decidere dove lavorare, non solo il domicilio. La seconda è la flessibilità temporale, che vengono decise sulla base di un accordo col datore di lavoro. Come sappiamo, lo smart working rappresenta un po' un'evoluzione rispetto al lavoro da remoto, che regolamenta solo il dove si lavora, ed è stato pensato lo smart working per, diciamo, rendere più autonomo anche il lavoratore e la lavoratrice.
e viene descritto e generalmente anche accolto come una win-win solution, quindi una soluzione vincente sia a fronte dei datori di lavoro sia sul fronte dei lavoratori e delle lavoratrici. Tuttavia, questo non è il caso della pandemia, non è proprio il caso perché si dovrebbe piuttosto parlare di home working involontario, di lavoro da casa, home working nell'espressione inglese, perché si è lavorato continuamente da casa per l'intera settimana, senza la presenza di accordi pregressi, diciamo ci si è un po' improvvisati, senza una formazione dedicata, senza una chiara definizione degli orari, semplicemente le attività lavorative sono state spostate nel domicilio. Quindi una prima precisazione è appunto riguardo all'espressione. Una seconda riguarda il fatto che in conseguenza della chiusura delle scuole e degli altri servizi di cura e assistenza, e per di più spesso anche di fronte all'impossibilità di appoggiarsi ai nonni, perché a questo punto andavano difesi, tutelati, mentre prima appunto rappresentavano una risorsa fondamentale per molte famiglie italiane. Quindi l'home working è stato portato avanti dovendosi occupare al contempo dei figli o comunque delle persone che necessitavano assistenza. Quindi cosa succede? Con la chiusura delle scuole si dà per scontato, ma è importante tematizzarlo e deve diventare oggetto di organizzazione, di riflessione. Il lavoro di cura e anche quello domestico sono aumentati esponenzialmente, perché il lockdown ha reso impossibile affidare all'esterno questo tipo di attività, sia il lavoro di cura sia il lavoro domestico. E come sappiamo, purtroppo sono le donne ad essere ancora oggi prevalentemente responsabili di questi tipi di lavoro. Questo gli studi ci dicono, i primi studi che abbiamo, che ha comportato un aggravio di affaticamento e stress notevole, perché ha significato una completa riarticolazione, tra l'altro continua, di tempi e spazi e una negoziazione degli stessi con il partner. Per molte donne ciò ha significato di fatto una doppia presenza, con un aumento sia in termini di estensione temporale, sia di densità di carico, vista la sovrapposizione dei compiti, per cui oltre al lavoro in presenza o in remoto, più cibo da preparare, più pulizie da fare, la necessità di supportare i figli in attività che prima venivano svolte altrove, la DAD è molto dispendiosa, senza peraltro poter far conto sull'aiuto di altre figure come quelli dei nonni. E quindi l'aumento delle responsabilità di cura da parte dei genitori che lavorano ha fatto sì che molti abbiano modificato il loro orario di lavoro al fine di rispondere alle esigenze nuove di conciliazione. Ecco, dati provenienti da ricerche internazionali, ma anche dalle rilevazioni Istat, mettono in evidenza come siano le donne più degli uomini a dover definire gli orari e altri aspetti della propria occupazione. In Italia è stato misurato che questo avviene 3 volte, diciamo, in Italia si misura 3 volte maggiore rispetto agli uomini, questa esperienza di modifica degli orari di lavoro. Cosa significa? Significa, come ci mostrano delle ricerche qualitative, che le donne più spesso nei periodi di lockdown hanno lavorato di notte per recuperare le ore spese durante il giorno per le attività di cura e di lavoro domestico, il che è del tutto insostenibile. E un secondo aspetto, una seconda conseguenza, che si arriva così anche alla domanda che si poneva in apertura, la modifica dell'orario di lavoro può comportare non solo appunto un lavorare negli orari asociali, diciamo, ma anche una riduzione delle ore di lavoro con chiaramente implicazioni sul piano del divario salariale. E quindi ecco, per molte donne la crisi ha generato un grave problema di conciliazione tra esigenze familiari e di lavoro, invertendo il trend degli ultimi decenni che aveva visto invece una sempre più consistente esternalizzazione del lavoro domestico, del lavoro di cura al mercato e alle agenzie pubbliche, e invertendo di fatto anche quelle che sono le aspettative dello smart working, perché di fatto non è stato smart working, è stato home working, lavoro da casa. Ecco, questo va a aumentare le disuguaglianze non solo fra uomini e donne, ma anche fra donne con responsabilità di cura e donne che non hanno responsabilità di cura. Tipi di lavoro, quindi. Esattamente. Grazie intanto. Io vorrei passare al professor Crisanti.
Come va? Tutto bene? Sì, la vedo bene. Bene, grazie. Allora, vorrei iniziare con una domanda di stretta attualità. Cioè, l'unica via di fuga che abbiamo da questa situazione si chiama vaccino, ma la campagna vaccinale non sta decollando. Perché, secondo lei? Ma guardi, sono diverse ragioni. Innanzitutto, penso che la campagna vaccinale è stata ritardata dalle mancate consegne e questo purtroppo è una realtà la cui responsabilità è molto difficile da appurare. Io penso che sia dovuta a una ottimistica visione sia dei produttori che della comunità europea. Teniamo presente che le case che stanno distribuendo questi vaccini non hanno mai prodotto un vaccino. Faccio un esempio: Moderna non ha mai prodotto e venduto un singolo farmaco né un singolo vaccino prima d'ora. E quindi è riuscita a compiere un autentico miracolo, perché ha tradotto un concetto in prototipo, in un prodotto complesso come un vaccino nell'arco di 8-9 mesi. E chiaramente poi si è scontrata con la difficoltà della produzione su grandissima scala. Pfizer non aveva mai AstraZeneca di nuovo un gigante, però non avevano mai prodotto un vaccino nemmeno loro. Quindi secondo me la mancanza di vaccini è in parte dovuta alla inesperienza di quelli che si sono cimentati nello sviluppare questo vaccino. Detto questo, comunque è stato un miracolo aver sviluppato un vaccino in così breve tempo, perché non era mai successo nella storia della medicina. È chiaro che poi adesso ci scontriamo con problemi relativi alla distribuzione, alla logistica, e qui bisogna anche capire qual è la capacità di un paese di fare vaccinazioni. Ma guardi, l'Italia vaccina in media 1 milione di bambini all'anno e circa 9 milioni di adulti per l'influenza, distribuiti sull'arco di un intero anno, quindi chiaramente abbiamo dovuto fare un passaggio di dimensione anche qui senza precedenti. Però io le chiedo, professore, non è che l'abbiamo saputo la settimana scorsa Sì, che sto infatti dovuto articolando pubblicare? questa cosa, mi lasci arrivare a questo punto, Certo. infatti, chiaramente. E sicuramente ci sono stati dei ritardi. Faccio un esempio: l'Inghilterra ha concluso i contratti per l'acquisizione di vaccini tra maggio e giugno. E gli Stati Uniti addirittura prima, penso nel momento in cui hanno dato il finanziamento a Moderna, contestualmente si erano già procurati contratti per centinaia di milioni di dosi di vaccini, quindi sicuramente c'è stato un ritardo della comunità europea. Ci sono problemi, a mio avviso, anche di come sono stati concepiti questi contratti, nel senso che è molto difficile poi obbligare le ditte a mantenere gli impegni presi, perché tenga presente che ci sono tutta una serie di clausole che consentono alle ditte poi di trovare delle vie, delle scappatoie, senza contare tutte le malleve sulla responsabilità che i vari governi hanno firmato. Quindi di fatto le stesse ditte produttrici non sono responsabili di nessun danno a terzi. Vabbè, fortunatamente questi vaccini sono efficaci e sicuri, e quindi questo non è fortunatamente non è questo un problema di cui ci dobbiamo preoccupare in questo momento. La buona notizia comunque è che l'Inghilterra la settimana scorsa ha superato il picco di 500.000 vaccinazioni al giorno. Quindi se c'è riuscita l'Inghilterra, che è un paese che ha una popolazione delle stesse dimensioni di quella dell'Italia, un sistema sanitario al 90% pubblico e tutto sommato sovrapponibile a quello italiano in termini di occupati e di diffusione sul territorio, sicuramente il traguardo di vaccinare 500.000 persone al giorno dovrebbe essere alla portata del nostro sistema sanitario. Tuttavia vedo dei segnali di preoccupazione, perché in Inghilterra hanno aderito l'80-85% dei medici di base al programma di vaccinazione e praticamente quasi tutti i pediatri, tutti gli specializzandi e tutti i neuroreati. Qui in Italia purtroppo incomincio a vedere dei distinguo e i medici di base hanno aderito in misura, a mio avviso, non soddisfacente, così pure i pediatri. Quindi ecco, per arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno ci vuole una mobilitazione di popolo
lo dico tranquillamente, senza esitazioni, bisogna avere una condivisione totale e una mobilitazione verso questo obiettivo. 500.000 vaccinazioni non si raggiungono in poco tempo, indipendentemente da avere i vaccini a disposizione o meno. Quindi io anzi sono sicuro che nei prossimi mesi, 2 o 3 mesi, avremo a disposizione decine e decine di milioni di dosi di vaccini. Il problema è arrivare a 500.000 vaccini al giorno. Probabilmente, io spero che riusciremo ad arrivarci verso metà maggio, inizi giugno, perché se così fosse potremmo vaccinare circa 10 milioni di persone al giorno. Grazie. E questo ci porterebbe a settembre-ottobre ad essere vicini alla soglia di immunità di gregge. Ed anche qui dobbiamo chiarirci alcune cose. Riusciremo a raggiungere la soglia dell'immunità di gregge? Ecco, facciamo un po' dei conti, perché così ci rendiamo subito conto quanto siamo vicini. Allora, per raggiungere la soglia dell'immunità di gregge dobbiamo vaccinare circa 40 milioni di persone. Per tutti coloro che sono sotto i 18 anni praticamente non si vaccinano, e quindi praticamente abbiamo già una decina di milioni di persone che non saranno vaccinate. Dopodiché nei 50 milioni di persone dobbiamo calcolare che il 20% probabilmente non si vaccineranno, o per pregiudizi o per paura, o anche a una minoranza per motivi religiosi, e ci mettiamo un'altra decina di milioni, e quindi praticamente 20 milioni di persone non si vaccineranno. E in più abbiamo tutte quelle persone che di fatto non sono censite, cioè pensiamo a tutti gli immigrati che di fatto sia regolari che irregolari, che sono difficili da raggiungere, senza dimora e così via. Quindi praticamente questo sono praticamente calcolato in altri 3 milioni di persone. Quindi noi forse raggiungeremo l'immunità di gregge, ma appena a livello di soglia. Questo poi ha delle implicazioni sulla vita di tutti quanti noi, perché c'ha delle implicazioni, e senza contare poi che ogni mese bisogna rivaccinare tutti quelli che nel frattempo hanno perso l'immunità. Allora, qual è l'implicazione di questo scenario? L'implicazione è questa: che quando si raggiunge la cosiddetta immunità di gregge, la capacità di riproduttiva del virus non è che va a 0, va a 1. Quindi significa che se io ho 10.000 persone infettate una settimana, ce ne avrò altrettante la settimana successiva. Sono sicuramente numeri importanti, quindi se vogliamo ridurre la trasmissione abbiamo fondamentalmente tre strade. O in qualche modo riusciamo a vaccinare più persone, in questo modo coinvolgendo anche classi d'età inferiore, oppure in alcune situazioni continuiamo a usare la mascherina e alcune precauzioni di distanziamento sociale, oppure implementiamo un programma di sorveglianza sul territorio che blocchi la trasmissione. Quindi significa potenziare in maniera drammatica tutto il tracciamento e tutto il controllo per bloccare le catene di trasmissione. Infrastruttura, tra l'altro, che ci sarà preziosa, perché quando l'Italia si sarà vaccinata non necessariamente tutto il mondo che ci sta intorno sarà allo stesso livello, e quindi saremo esposti a rimportare il contagio, e allo stesso tempo la possibilità che varianti resistenti al vaccino rientrino in Italia. Situazione questa di cui assolutamente dobbiamo proteggerci. Ecco, io penso che sia giunto anche il momento di incominciare a tratteggiare cosa ci aspetta nel momento in cui abbiamo vaccinato 40 milioni di persone. Ecco, ci avremo ancora un periodo di transizione e di consolidamento che richiederà tantissimo sforzo e tantissima consapevolezza. Professore, senta, all'inizio la campagna di vaccinazione è stata annunciata con priorità agli operatori della sanità, poi si procede in tutta Italia per classi di età dagli anziani in giù. Poi invece si è cominciato anche a parlare di categorie, e bisogna ammetterlo che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, sembra diventata una guerra fra poveri, quella di chi si vaccina prima, chi ha più peso economico, più peso sociale, più valore degli altri per la corsa a questo vaccino. Volevo dirle, lunedì in un'intervista in un quotidiano locale, il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor,
ha sollecitato sul fatto che il Veneto sia in fondo alla classifica delle vaccinazioni, ha detto no, noi abbiamo seguito le regole, le indicazioni dei piani nazionali, cioè personale sanitario, ospiti, operatori delle residenze sanitarie per anziani. Dopodiché lui dice: qualcuno potrebbe obiettare che impiegati amministrativi delle strutture sanitarie che magari lavorano in smart working, perché dovrebbero essere più a rischio delle commesse dei supermercati o della popolazione generale? E si richiede: già, perché? Allora, professore, non crede che una campagna nazionale vaccinale di questa portata possa funzionare soltanto se le regole sono chiare e che certe priorità, se non vengono adeguatamente spiegate e supportate, rischiano di generare sfiducia e quindi di far perdere l'obiettivo finale che, come ha detto lei, è l'immunità di gregge? Ma guardi, io non sono assolutamente d'accordo con le sue considerazioni. Io penso che ogni vita è preziosa e hanno tutte quante lo stesso valore. Ora, chiaramente, dovendo stabilire delle priorità, sicuramente penso che il personale sanitario sia una priorità, perché senza un personale sanitario che funziona, di fatto aumenta la precarietà di tutti i trattamenti. Guardi, noi durante la prima ondata e anche la seconda ondata abbiamo avuto personale sanitario in alcuni reparti completamente decimato, e questo ha messo a rischio anche il trattamento dei pazienti. Quindi penso che mettere in sicurezza l'ospedale e le case di riposo di anziani sia una priorità. E dopodiché, secondo me, la priorità dovrebbe essere molto semplice, cioè si vaccinano prima le persone vulnerabili e poi gli altri per classi di età. Questo arrembaggio delle varie di avvocati, di giornalisti, di non so che cosa, io l'ho trovato veramente una cosa vergognosa, tanto più che non ha seguito nessun criterio nazionale. Guardi, penso che dovrebbe essere in qualche modo definitivamente chiuso questo capitolo. Detto questo, rimane il problema delle cosiddette liste di riserva, che hanno suscitato grandissime polemiche recentemente. È chiaro che ormai sappiamo che il 10-15% delle persone prenotate non si presentano, e quindi io non penso che in questa situazione possiamo permetterci il lusso di sprecare il 10-15% delle dosi di vaccino. Un modo molto semplice per risolvere questo problema è prenotare il 10-15% di persone in più delle stesse classi vulnerabili, e quindi in questo modo si risolve completamente il problema delle cosiddette liste parallele, perché in questo modo non ci stanno più le liste parallele. Ecco, questa sarebbe una soluzione che secondo me dovrebbe essere adottata il prima possibile. Poi è chiaro che nell'ambito, per esempio, del sistema sanitario nazionale si sono inserite delle categorie che probabilmente non avevano necessità, come per esempio gli amministrativi che lavoravano a smart working da casa. Su questo, guardi, non ho dubbi, sicuramente non dovevano avere accesso alla vaccinazione in modo prioritario rispetto ad altre categorie a rischio e più vulnerabili. Guardi, comunque, guardi, quello che lei ha detto comunque è anche il risultato di questa frammentazione della sanità regionale. Io penso che alla fine di questa epidemia dovremmo in qualche modo rivedere determinati processi decisionali e come determinate risorse vengono allocate a livello regionale. Non è possibile che un paese come l'Italia abbia una sanità pubblica stile Calabria e una sanità pubblica stile Emilia-Romagna, Veneto e Toscana e anche Lazio. Insomma, ci sono delle differenze che sono assolutamente intollerabili. Certo, concordo con lei. Senta, dopo la prima ondata, la percezione che si è avuta, quindi poco più di un anno fa, la percezione è stata quella che ci siamo tutti rilassati, non soltanto i cittadini, ma anche le istituzioni. Abbiamo abbassato la guardia. Anche in Veneto il sindacato ha denunciato più volte la dismissione di strumenti che lei ha citato poco fa, che avevano funzionato, come il tracciamento degli asintomatici. C'è stato anche questo abbandono, non si sa dove siano finite le app
da Immuni a quella Made in Veneto per il tracciamento, un abbandono che è stato evidente soprattutto nei luoghi di lavoro. Ci dice che cosa è successo, che cosa si sarebbe potuto o dovuto fare per evitare di essere ancora qui oggi nella stessa situazione di prima? Ma guardi, ci sono alcune considerazioni di carattere generale che riguardano l'Italia e alcune peculiarità tutte venete. Parto da quelle che riguardano l'Italia. Come giustamente ha detto lei, a maggio-giugno tutti quanti, e in modo particolare i nostri politici, si sono illusi che l'emergenza fosse finita, e non vi ricordate sicuramente tutto il dibattito sul fatto che non c'erano più casi gravi, che la maggior parte dei casi erano asintomatici e che non c'era più bisogno da preoccuparsi, che il virus è diventato addirittura più buono. Cioè si sono dette una montagna di stupidaggini che veramente io, se ci ripenso, inorridisco, e veramente ho fatto veramente molta fatica durante quest'estate a cercare di confutare, e a me senza successo. In modo particolare, guardi, mi ha colpito molto un'intervista dell'onorevole Orlando a Vespa, quando gli è stato chiesto: scusate, ma perché non vi siete preparati per la seconda ondata? E lui ha risposto: ma noi veramente ci hanno detto gli scienziati che non c'era più pericolo. Ecco, io devo dire veramente questa cosa mi ha raggelato perché ripensando al dibattito di quei mesi, penso che abbiamo perso una opportunità senza precedenti per tenere sotto controllo l'epidemia. Avevamo 80-100 casi al giorno, era sicuramente una situazione in cui, se avessimo investito in tracciamento e in capacità di fare tamponi, avremmo sicuramente non saremmo andati incontro alla seconda ondata a sbatterci in modo frontale. I paesi che si sono attrezzati per affrontare l'epidemia in questo modo, come la Nuova Zelanda, l'Australia, guardi, non cito la Cina perché chiaramente poi si dice che la Cina è giustamente un sistema autocratico e non democratico di gestire la pandemia, ma ci sono situazioni sicuramente come il Giappone, che sicuramente è un paese democratico, ma anche, guardi, il Vietnam ha 95 milioni di abitanti, un reddito pro capite che è un ottavo di quello dell'Italia, e non ha avuto quel problema che ci abbiamo avuto noi, perché è gestito in modo completamente diverso. Quindi si poteva fare in modo diverso, non è stato fatto in modo diverso, e siamo andati a sbattere contro il virus ancora una volta, e quindi non ci siamo preparati. Di fatto noi abbiamo sprecato tutti i mesi che vanno da aprile fino a ottobre. Il caso Veneto, a mio avviso, ha delle aggravanti perché le autorità regionali del Veneto si sono fatte un vanto di rimanere in zona gialla, hanno praticamente dichiarato che avevano più posti in anestesia di quanti effettivamente ce ne avessero, quindi praticamente sono state prese delle decisioni sulla base del rischio, esclusivamente in maniera preponderante sulla percentuale di posti occupati in rianimazione. Il Veneto aveva dichiarato che aveva 1000 posti attivabili, però poi di fatto realmente ce ne aveva circa 700, quindi e questo ha fatto sì che il Veneto restasse zona gialla per tantissimo tempo. Ora noi ci dobbiamo immaginare questi 21 criteri che si applicavano, fortunatamente sono stati leggermente cambiati, per classificare le zone come tutta una serie di catene. Ora, la forza di una catena non è determinata dall'anello più forte, bensì dall'anello più debole, e l'anello sicuramente più debole del Veneto era il sistema di tracciamento e di controllo che avevano messo in piedi, tutto basato sui tamponi rapidi. Ora, questi tamponi rapidi abbiamo dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che hanno una sensibilità bassa, molto più bassa di quella dichiarata dalle ditte, e adesso, tra poco usciremo anche con una pubblicazione su una rivista molto importante, alcune sono addirittura invisibili ai tamponi rapidi. Ora, se poi noi andiamo a vedere quello che abbiamo scoperto nello studio di Vo, che è sotto gli occhi di tutti, è riconosciuto come uno dei pilastri per comprendere la dinamica del virus, una persona che condivide un ambiente con una persona infetta c'ha una probabilità 100 volte maggiore di un altro di infettarsi. Quindi se noi usiamo questo sistema, che in qualche modo è una rete a maglie larghe, per filtrare il personale, screenare il personale dell'RSA, e permettiamo anche a una singola persona infetta di entrare dentro l'RSA, di fatto poi è inevitabile
che gli ospiti dell'RSA si infettino con poi risultati devastanti. Il Veneto durante la seconda ondata ha avuto circa 8.000 morti, di cui più di un terzo ospiti dell'RSA. Cioè una regione che nella prima ondata era stato un modello, praticamente ha avuto in proporzione più morti che il resto del paese. Considerate che nella seconda ondata abbiamo avuto circa 70.000 morti, il Veneto ci ha avuto il 10% di questi morti, ma c'ha soltanto il 4,5% della popolazione italiana, quindi ci ha avuto quasi 2 volte e mezzo di morti sopra la media italiana. Quindi sicuramente questa è una cosa su cui riflettere e penso che ci siano delle responsabilità politiche su quello che è stato fatto. Io chiedo scusa al professor Chesta, non mi sono dimenticato di lei, ci sono, solo che il professor Crisanti alle 18 e qualcosa ci deve abbandonare, quindi vorrei, professor Crisanti, farle un'ultima domanda secca. Secondo lei la questione AstraZeneca è stata gestita bene? È stato tempo perso o tempo guadagnato questo stop di valutazione? Allora, guardi, gli inglesi direbbero che è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, no? Praticamente l'istituto Paul Ehrlich lancia un allarme al governo tedesco, il governo tedesco in via precauzionale decise di sospendere e a effetto domino tutti gli stati della comunità europea seguono praticamente senza il parere dei propri comitati tecnici o un parere esclusivamente formale o imposto. Decisione poi che è stata confutata dal parere dell'EMA e quindi si è riaperto tutto e si è stato riapprovato la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Quindi sicuramente direi che è stata una mossa intempestiva. Detto questo, però, c'è anche un aspetto positivo da guardare che secondo me dovrebbe incoraggiare l'opinione pubblica e tutte le persone normali come noi che subiamo queste decisioni, e cioè che effettivamente le autorità politiche hanno reagito a un allarme molto, molto basso, cioè hanno reagito con una soglia molto bassa che potrebbe in qualche modo dimostrare che hanno a cuore che il vaccino sia effettivamente efficace e sicuro, no? Quindi da questo punto di vista penso che l'opinione pubblica dovrebbe trarre conforto per un allarme così piccolo che poi è stato totalmente confutato, si è bloccata la vaccinazione in tutta Europa, no? Allora, quindi penso che questo dovrebbe essere sicuramente un elemento di conforto, nel senso che se si dovesse dimostrare, ci fosse il minimo sospetto che il vaccino non fosse sicuro, sicuramente verrebbe bloccato immediatamente qualsiasi vaccino. Ecco, quindi significa che esiste un sistema di precauzione che risponde a segnali molto bassi e questo sicuramente è un bene. Una parola di conforto ce l'ha data, perché prima con la campagna vaccinale non è che ci ha dato tante buone speranze relativamente No, guarda, io sulla campagna vaccinale sono ottimista, non parliamoci chiaro, io penso deve essere uno sforzo collettivo tutti quanti per vaccinare più persone possibile e penso anche che dobbiamo molto presto prendere in considerazione la possibilità di vaccinare le persone sotto i 18 anni. Io ho voluto tratteggiare questo scenario perché se non si tratteggia questo scenario non si identificano quali sono gli obiettivi. Certo. Perché senza vaccinare le persone sotto i 18 anni non ci si arriva all'immunità di gregge. Certo. Quindi volevo proprio identificare quali sono i colli di bottiglia, perché altrimenti noi stiamo qui aspettando la vaccinazione, poi arriviamo finalmente a quella fatidica data e ci accorgiamo che qualcosa non ha funzionato. È meglio capire prima dove stanno i problemi. Ma lei da che età comincerebbe a vaccinare, quindi? Ma guardi, io comincerei a vaccinare sicuramente da 13 anni in su. Va bene, intanto se vuole rimanere con noi fino a quando può, io la Guarda, ringrazio. io sicuramente sì, voglio sentire sicuramente quello che ha da dire il dottor Testa e poi vi lascio. Perfetto, grazie mille intanto. Allora, professor Chesta, siamo anche qui da lei. Lei, lo ricordo per chi si è collegato magari nel frattempo, è un sociologo del lavoro. La crisi pandemica sta evidenziando contraddizioni, sta evidenziando falle, disuguaglianze sociali, però
sta portando alla luce anche nuovi sbocchi e nuove opportunità dal punto di vista del lavoro. Soprattutto vorrei dire che ci sono persone, ci sono categorie che fino a metà febbraio del 2020 erano considerati a tutti gli effetti probabilmente dei lavoratori di serie B, e che improvvisamente si sono ritrovati catapultati nell'Olimpo dell'essenzialità. Mi riferisco alla già citata fin troppo cassiera del supermercato, ma l'intero modo di lavorare nel commercio, e non solo nel commercio, è stato rivoluzionato. Basta pensare che l'altro ieri siamo arrivati a questo sciopero di 40.000 dipendenti di Amazon che hanno rivendicato dignità e sicurezza. Allora le chiedo, intanto, come è cambiato in quest'ultimo anno il modo di lavorare e con quale velocità, a che punto siamo e guardando oltre l'emergenza, che cosa ci dobbiamo aspettare? Le faccio anche un'ultima domanda, così poi mi risponde tutto insieme. C'è qualcosa che secondo lei va colto al volo? Cioè, in fin dei conti, possiamo considerare almeno per una volta che forse tutto il male non è venuto per nuocere? Ma grazie a voi intanto dell'invito, del gradito invito. Sono stato molto felice sia di ascoltare la professoressa Carreri che il professor Crisanti, quindi spero che il mio intervento insomma vada ad aggiungere magari qualche riflessione anche per il dibattito finale. Sicuramente è una domanda da $1 milione, quello insomma che riguarda appunto come la pandemia abbia cambiato insomma, il nostro modo di lavorare e che cosa sia effettivamente, diciamo, auspicabile, no? Che il post pandemia permetta anche al mondo del lavoro. Diciamo che se c'erano già in atto delle dinamiche di espansione, ad esempio anche nel mercato del lavoro, legate alla grande trasformazione digitale, quindi ai processi di digitalizzazione, la pandemia da questo punto di vista ha rimodificato ancora gli assetti in maniera non univoca, nel senso che i grandi, diciamo, colossi dell'e-commerce hanno mostrato effettivamente una prestanza, insomma, proprio perché i vincoli legati al movimento e al consumo, alla socialità in presenza, dovuti appunto alla pandemia, hanno spostato sempre più le nostre attività di produzione, di acquisto di prodotti, di consumo online. È chiaro che da questo punto di vista appunto sono più in realtà diciamo, gli acquisti online che hanno avuto un'espansione durante la pandemia, con un aumento appunto, vedevo i dati poco prima del report annuale, insomma, del rapporto tra e-commerce e Covid-19 delle Nazioni Unite, e diciamo che c'è una grande espansione, diciamo, dell'acquisto di prodotti online, circa 5,5 miliardi in più rispetto all'anno precedente, quando invece c'è anche un crollo abbastanza sostanziale di servizi, come ad esempio appunto i servizi legati al turismo. Piattaforme come Airbnb sono state da questo punto di vista effettivamente davvero colpite in negativo dalla crisi pandemica. Chi invece è uscito dalla pandemia ancora più grande di prima e con un potere anche finanziario notevole è appunto il colosso dell'e-commerce come Amazon. Infatti vedevo i dati ad esempio di Forbes che davano un valore di capitalizzazione di borsa di Amazon appunto volato a $1.250 miliardi. Per fare un paragone, le tre marche tra le più importanti del settore automobilistico tedesco, la BMW, la Daimler e la Volkswagen, insieme fanno il 10% del valore di capitalizzazione di borsa di Amazon. È chiaro che da questo punto di vista è cambiato diciamo un rapporto appunto tra quelli che sono i profitti che si fanno appunto durante la pandemia, che riguardano alcuni settori specifici. Vediamo come il capitalismo digitale oppure i grandi oligopoli del capitalismo digitale come Amazon, come Facebook si sono consolidati. Da questo punto di vista appunto
dobbiamo vedere anche come il progressivo spostamento, insomma, delle nostre attività online per via dei vincoli pandemici ha portato queste piattaforme sicuramente ad avere un ruolo di maggiore presenza e centralità nell'economia. È chiaro che tutto questo si lega, come diceva anche prima la dottoressa Carreri, anche a in realtà a condizioni reali di disuguaglianza riguardo appunto sia il digital divide, cioè chi effettivamente riesce ad accedere anche a questi servizi e appunto a godere anche di questa, diciamo, possibilità di accedere ad internet, e con la pandemia appunto abbiamo avuto anche casi come lo spostamento appunto di attività non solo di intrattenimento che sono andate ad arricchire ad esempio piattaforme come Netflix, ma per l'appunto nel momento in cui i lavoratori della cultura e dello spettacolo scioperavano, non sono state trovate, diciamo, delle misure in grado di far fronte anche a problematiche legate a indennità, legate appunto a questi lavoratori che non potevano appunto per la chiusura di cinema e teatri poter svolgere la propria attività lavorativa. Anche qui la mossa, diciamo, da parte del governo di creare una Netflix all'italiana non credo abbia funzionato molto, anzi ha rischiato forse di arricchire ulteriormente una piattaforma a danno appunto del lavoratore che per accedere a tale piattaforma deve ulteriormente pagare, come se già appunto non dovesse diciamo avere problematiche legate appunto all'assenza di spettatori, quindi all'impossibilità anche di svolgere il proprio lavoro. Chiaramente tra le varie cose non posso non fare riferimento poi a un evento a caldo come il grande sciopero di filiera a livello nazionale, che è effettivamente il primo caso al mondo in cui i lavoratori di Amazon nella loro integralità, cioè quindi tutti i lavoratori della filiera, hanno compiuto, diciamo, uno sciopero che è andato a porre all'attenzione pubblica e all'attenzione dell'azienda delle cose che venivano già sollevate a partire appunto da anni, come appunto nel 2011 è il primo sciopero allo stabilimento di Amazon a Piacenza, uno dei più grandi magazzini appunto della logistica non solo del centro Italia ma anche appunto a livello europeo. E se già allora si poneva il problema dei ritmi di lavoro, della tutele appunto legate anche alla sicurezza dei lavoratori riguardo appunto a nuove dinamiche di stress collegate alle nuove forme di taylorismo digitale, cioè appunto a quel controllo un po' che gli algoritmi hanno sulle prestazioni lavorative, che diventano particolarmente invasive anche per quanto riguarda la psicologia del lavoratore, perché rendono automatiche una serie di operazioni e calcolandole in maniera sempre più stringente riducono sì i tempi, però appunto sembra di tornare un po' a modelli di taylorismo per l'appunto che pensavamo facessero parte appunto di situazioni antecedenti al Fordismo, ecco. E quindi da questo punto di vista vediamo come la digitalizzazione, ma anche l'uso diciamo da parte diciamo non mediato da quella che è la contrattazione, da quella che è una diciamo discussione collettiva da parte di parti sociali, lavoratori assieme all'azienda di quali siano appunto i modelli organizzativi e quanto si può effettivamente delegare al controllo tecnologico e quanto invece vada negoziato direttamente all'interno di accordi sindacali. Ecco, da questo punto di vista lo sciopero di ieri ha rivendicato con forza uno degli elementi e delle questioni più rilevanti che andranno poi a riconfigurare, che dovranno riconfigurare questo tipo di situazione nel mondo del lavoro che è trasformato dalle nuove piattaforme digitali. Diciamo che tutto questo spesso viene magari anche a livello pubblico presentato come appunto una questione di tipo tecnologico e delegata quindi agli automatismi, no, di questi algoritmi, ma in realtà, come mostrano appunto anche molti dei driver di Amazon che scioperavano ieri,
gli algoritmi hanno una chiara influenza sulla prestazione lavorativa, quando ad esempio un fattorino consegna dei pacchi, deve attenersi a delle rotte specifiche con appunto un calcolo, una geolocalizzazione, quindi diciamo una misurazione anche della prestazione, però diciamo il modello anche del rapporto tra tempo e operazione lavorativa non può essere delegato a un gruppo di ingegneri che separatamente in un'azienda che non entra nella contrattazione collettiva decide quali siano appunto i termini per svolgere, appunto portare a termine una rotta e quant'altro. Quindi ecco, da questo punto di vista credo che il sindacato debba anche riuscire in futuro a cogliere questa sfida di ricomporre un po' tutta questa babele anche di subappalti sotto i quali diciamo opera nella maggior parte dei casi Amazon per quanto riguarda ad esempio le consegne a domicilio e riuscire a effettivamente a ricomporre un fronte che permetta così anche di porre sul tavolo delle questioni centrali come appunto non solo la questione di un'adeguata remunerazione, insomma, perché ricordiamoci anche che Amazon in particolar modo, nonostante sia un grande operatore che ha trasformato la logistica, ha in realtà per la gran parte i propri profitti legati al cloud, quindi alla divisione della propria azienda che estrae dati e permette così di elaborare sempre in maniera più sofisticata algoritmi riguardo alle nostre abitudini di consumo, quindi non solo riguardo a quello che siamo, ma anche quello che potenzialmente potremmo acquistare e quindi diciamo anche in un certo qual modo quelle che sono le nostre identità. Quindi da questo punto di vista la sfida è quella di costruire anche un sindacato che faccia diciamo un'opera di ricostruzione di quella che è la regolazione dei dati a livello pubblico, quindi coinvolgendo anche enti locali, istituzioni e facendo sì che la questione anche della digitalizzazione non sia di per sé un fatto che arriva in maniera naturale o quasi neutra e in realtà poi finisce in mano appunto dei grandi monopoli del capitalismo digitale come Amazon, ma ridiventi una questione dove la questione del lavoro e la questione anche dei diritti sul lavoro diventi centrale. E in questo caso i diritti del lavoro si intersecano anche con quelli che sono i diritti del consumatore, i diritti alla privacy, i diritti appunto anche ad avere appunto un trattamento dei dati che non sia una delega in bianco appunto per poi essere venduti come pacchetti per appunto fare altre studi di mercato che poi finiscono ad arricchire altre piattaforme e così via. Da questo punto di vista credo che lo sciopero appunto di ieri abbia anche non solo un'importanza per Amazon stessa, ma anche a livello di immaginario possa creare così anche una immagine forte per tutti quei lavoratori, penso anche ai ciclofattorini che sono diciamo una maniera diversa, quindi i cosiddetti rider, per chiamare la logistica urbana di ultimo miglio. E anche in questo caso, come abbiamo visto ultimamente, a parte che è previsto un nuovo sciopero da parte dei rider prossimamente che porrà appunto all'attenzione pubblica ulteriori punti molto importanti che riguardano appunto il rapporto digitalizzazione e diritti dei lavoratori. Ecco, anche lì non si può delegare il tutto semplicemente ad attività di piattaforme che, come abbiamo visto anche in casi estremi, come nel caso che è stato sollevato dalla Procura del Tribunale di Milano, che in realtà più che portarci nell'innovazione ci portano alla reedizione, diciamo, di forme di sfruttamento più tradizionale, perché come appunto nelle parole della stessa Procura di Milano, i casi di capitalismo, di caporalato digitale che avvengono anche in questi settori appunto della nuova economia di piattaforma vanno appunto affrontati non
solamente quando viene posto il problema da parte della magistratura, ma deve diventare oggetto appunto di una azione anche del sindacato per democratizzare, insomma, questa sfera sempre più importante dell'economia contemporanea. Grazie. Beh, io direi che di temi sul tavolo ne sono stati messi veramente tanti. Immagino che soprattutto con l'ultima questione tirata fuori da Chesta, ovvero l'imminente sciopero, nuovo sciopero dei riders, CGIL Treviso potrebbe aprire un altro convegno, un altro dibattito. Però appunto, siccome si potrebbe discutere per un'altra ora, ma siccome siamo alla Camera dei lavoratori di Treviso, che vorrei ricordarlo quest'anno compie 110 anni, la parola io per le conclusioni o comunque la parola la lascio al rappresentante massimo della Filcams nazionale, segretario Alessio Di Labio, che immagino abbia tratto moltissimi spunti da tutti gli interventi di questa sera. No, ora rappresentante massimo, mi sento l'intervento forse meno autorevole, però ringrazio i contributi che sono stati dati e le riflessioni che ho ascoltato. Faccio i miei auguri alla Camera del Lavoro di Treviso e ringrazio la Filcams per questa iniziativa. Ma ora ci sarebbe sì tantissimo da dire. Io provo in parte ad interloquire con gli interventi, non volendo assolutamente avere l'arroganza di fare le conclusioni, anzi tutto è tranne che una conclusione, siamo tutti all'inizio di un cambiamento importante. Siamo stati travolti, credo tutti, dal punto di vista lavorativo, personale, dall'arrivo di questa pandemia, e la Filcams è stata travolta. Vi do un numero così, tanto per dare una dimensione. La Filcams solo a livello nazionale, noi non abbiamo i dati di tutti gli accordi fatti sui territori, solo a livello nazionale in questo oltre un anno di pandemia ha sottoscritto circa 3.500 accordi di fissa e cassa in deroga. Abbiamo avuto fasi con i primi decreti in cui la nostra PEC era assolutamente fuori controllo, non avevamo proprio il personale fisicamente per riuscire a rispondere a tutte le richieste di esame congiunto. Questo perché evidentemente, diciamo, tolta la fase del lockdown, che è quella che ha sospeso tutte le attività, ma anche nelle fasi successive molte delle attività facenti capo ai nostri settori hanno subito una crisi importante. È evidente che il tema dell'aggregazione per molti settori della Filcams è centrale, in qualche modo è stato già citato questo argomento, e quindi penso al turismo, non ha bisogno di molte argomentazioni, che è completamente fermo, in uno stallo quasi totale, che va dalle strutture alberghiere ai siti di prenotazione, ai servizi per il turismo, al cash and carry, a tutto il mondo dell'Horeca, ai pubblici esercizi, tutto un mondo che ha subito in modo forte l'arrivo della pandemia, così come lo hanno subito altri settori del commercio, una parte degli appalti o le mense aziendali, dovuto anche all'arrivo imponente del lavoro agile. E poi abbiamo avuto di contro una parte importante dei lavoratori e delle lavoratrici dei nostri settori che invece hanno dovuto continuare a lavorare perché considerati in qualche modo indispensabili. Io poi ho sempre preso le distanze, abbiamo sempre preso le distanze dal termine eroi. L'eroe, questa persona con dei superpoteri votata al sacrificio, no, sono dei lavoratori che svolgono delle attività importanti, di cui forse, e sottolineo forse, finalmente ci si è resi conto, che vanno citata più volte la cassiera, che è diventata una di questi emblemi,
ma ce ne sono molti altri. Cito perché spesso vengono dimenticati, purtroppo da sempre, ancora una volta in questa fase, tutte le lavoratrici, prevalentemente lavoratrici. Sono d'accordo con chi ricordava che questo è un mondo fortemente contraddistinto da lavoratrici e prevalentemente part-time, quindi anche con una condizione salariale particolarmente bassa, tutte le lavoratrici e i lavoratori che pure ci sono degli appalti. Penso a tutta la parte del sociosanitario, dell'ospedaliero, del settore scolastico, tutte persone che hanno continuato a svolgere la loro attività anche con delle mansioni che possiamo considerare con rischio specifico di esposizione al contagio molto alta, come appunto nei reparti ospedalieri, banalmente l'addetta alle pulizie. Ci sono stati poi tutti i lavoratori della vigilanza, e anche loro dei fantasmi nel mondo del lavoro poco considerati, ma sono quelli che solitamente sono di fronte all'ingresso di qualsiasi luogo pubblico a misurare la temperatura, a controllare fuori dai supermercati con le loro pistole scanner. Forse nessuno li considera, ma anche questi lavorano in prossimità con altri e in luoghi di aggregazione. E poi lavoratori delle farmacie, che hanno svolto un ruolo fondamentale in questa fase. Inizialmente erano, lo sono sempre, ma in questa fase ancora di più, luoghi di consulenza. Le persone, per evitare di andare al pronto soccorso di fronte ai primi sintomi, non trovando magari il medico, si recavano in farmacia, e quindi panico. E poi c'è stato tutto il settore dei generi alimentari, che ha lavorato sempre, 7 giorni su 7, garantendo a tutti noi, anche quando eravamo in lockdown, l'approvvigionamento dei generi alimentari. Ecco, ho fatto questo elenco perché, ora il dottor Crisanti non c'è, perché io condivido che non possa esserci una competizione corporativa tra categorie di lavoratori per aggiudicarsi prima di altri il vaccino. Ha detto una frase importante: qualsiasi vita ha un valore. Però io penso ci siano delle assurdità, e con pacatezza e in modo garbato, senza una inopportuna arroganza, noi abbiamo ritenuto corretto, giusto, richiedere una priorità di vaccinazione per molte di queste categorie di lavoratori. Se c'è un luogo di lavoro, quale l'ospedale, per cui si ritiene, per la sicurezza dei lavoratori, dell'utenza e dei pazienti, che si debba dare la priorità al vaccino per rendere appunto quel luogo complessivamente sicuro, qualcuno mi deve spiegare perché l'infermiere sì, perché il medico sì, perché l'addetto amministrativo, che magari è smart working ma rientra nella categoria del sanitario, sì, e l'addetta all'appalto delle pulizie, che pulisce i bagni dei reparti Covid, che entra nelle stanze dei malati di Covid, chi distribuisce il pasto ai malati di Covid o nei reparti ospedalieri, o pulisce i pronto soccorsi, i bagni degli ospedali. Pensate a quante volte ci hanno fatto pulire le mani in questi mesi, quindi il tema dell'igiene. Ecco, noi abbiamo ritenuto assurdo, e continuiamo a ritenere assurdo, che queste categorie di lavoratori non siano state messe tra le priorità. Pensiamo che sia una discriminazione, una dimenticanza, probabilmente non voluta, e su cui forse siamo stati, per le argomentazioni che utilizzavo prima, fin troppo garbati nel richiedere priorità. Alcune regioni ci hanno ascoltato, abbiamo negli ultimi giorni avanzato nuovamente questa richiesta, perché, ripeto, non ci deve essere la rincorsa a mi salvo prima io, ma ora l'INAIL ha prodotto dei documenti tecnici particolarmente efficaci da questo punto di vista, che fanno vedere esattamente quali sono i lavoratori che hanno un rischio specifico di aggregazione o di prossimità più alto di altri. È già fatta la lista delle priorità, andrebbe seguita in modo oggettivo, senza creare appunto una competizione. Poi abbiamo avuto un altro impatto,
che è quello del lavoro agile. Veniva anche questo citato, era un tema che pre-pandemia, diciamo così, poteva essere considerato un tema di moda manageriale, poco esplorato, poco considerato. Devo dire, in alcuni casi a volte richiesto dai lavoratori e poco considerato dalle stesse imprese che temevano la perdita del controllo sull'attività lavorativa, l'emergenza l'ha fatto arrivare in modo importante. Ci tengo a sottolineare una cosa, non perché voglia dipingere il lavoro agile come chissà quale soluzione ai problemi lavorativi, va dato atto che la tecnologia ha aiutato molte categorie di lavoratori ad avere un reddito garantito, perché hanno potuto continuare a lavorare mentre altre attività andavano in ammortizzatore sociale, e a differenza di altre attività che hanno invece continuato, ha permesso di lavorare in sicurezza. Questi due elementi hanno determinato una grande infatuazione anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici verso il lavoro agile. Noi ci siamo avventurati anche con accordi in prevalenza sperimentali, laddove è stato possibile farlo, su questo tema, in modo sperimentale perché, utilizzo un altro termine che ho ascoltato e che condivido pienamente, il tema dell'esplorazione. Noi siamo in una fase in cui stiamo esplorando un mondo completamente nuovo e che continuerà a cambiare, e quindi come il lavoro a distanza, che non dovrà più essere home working, che è già regolamentato dal telelavoro tra l'altro, ma dovrà essere un modo diverso di svolgere la propria attività, potrà intervenire sull'organizzazione su molti aspetti, da quelli più banali, diciamo così, o meglio non banali, ma già noti, il diritto alla disconnessione, la reperibilità, il rispetto dell'orario di lavoro, ma potrebbe innescare anche processi più ampi sui modelli organizzativi, sulla responsabilizzazione del lavoratore, sia in termini positivi sia in termini negativi, producendo nuovi processi di terziarizzazione o di autonomia e fuga delle imprese dal lavoro dipendente. E quindi è tutto un tema che va esplorato e per il sindacato va osservato con la dovuta attenzione, sapendo che sta producendo anche altri effetti, torno al turismo. Diciamo così, noi esploriamo con la virtù del dubbio, però alcune direttrici sono già evidenti. Si dà abbastanza per scontato che il turismo del business per almeno il 50% non riprenderà. Permettetemi di dirla così, io per incontrare un'azienda in una ristretta di un'ora a Milano alle 9 di mattina probabilmente non lo prenderò mai più un treno alle 6. E questo lavoro a distanza produrrà degli effetti su tutta una parte dell'economia che riguarda anche i nostri settori, che va dai trasporti, ma va su tutto il pezzo del turismo, va sulle strutture alberghiere, sui pubblici esercizi, sui centri meeting, sull'abbigliamento, alcune catene di negozi. Stanno cambiando molte cose che in piccolo o in grande influiranno sui nostri settori. E permettetemi, visto che è poi la parte su cui ho la responsabilità diretta, 2 parole in più sul commercio. Veniva citato, noi diciamo così, il commercio è sempre stato un sistema fatto di predatori. È la storia del commercio, ci sono sempre stati dei cambiamenti che hanno, diciamo così, dai supermercati che hanno divorato i piccoli esercizi alimentari, dalle grandi catene d'abbigliamento che hanno divorato i piccoli commercianti, dal fast fashion che ha divorato alcune catene d'abbigliamento. C'è sempre stato un processo per cui è entrato in questo habitat un nuovo predatore e adesso ne è arrivato un enorme, che ha trovato tra l'altro un habitat particolarmente confortevole perché
il distanziamento lo ha agevolato, ed è l'e-commerce, che ha guadagnato quote di mercato e continuerà a guadagnarle anche nei prossimi anni. Non è un processo nuovo, non è un predatore nuovo, permettetemi di utilizzare ancora questa metafora, esisteva già, aveva già preso pezzi importanti del mercato. La prima vittima di Amazon era stato, come tutti sanno, il libro, che aveva razionalizzato fortissimo il retail. Lo ha fatto poi nei confronti dell'elettronica, dove il consumatore ha potuto trovare su Amazon molte più informazioni di quelle che un addetto vendita era in grado di memorizzare sul continuo ricambio tecnologico sui prodotti, e via via ha conquistato il no food insieme ad altri competitor su quel settore. Amazon non è l'unico, è sicuramente il più grande, che stacca di gran lunga gli altri, e si sono innescati, e questa sarà la parola che per la Philcams nel commercio andrà osservata con attenzione, sia in termini di impatto sia dal punto di vista professionale e organizzativo, che è il tema dell'omnicanalità. Perché, diciamo così, le aziende della grande distribuzione, almeno quelle del no food, si stanno tutte organizzando per mettere insieme un unico canale di vendita dove si compensano l'offerta online e l'offerta del retail, con una possibile, probabile, forse inevitabile, comunque razionalizzazione del retail, che perderà quote di mercato, e su cui noi ci dobbiamo interrogare su tutti questi processi, poi, come veniva giustamente detto, sulla qualità del lavoro. Perché da una parte ci sarà un retail in contrazione di occupazione, questa contrazione produrrà, perché poi i presidi minimi, come li definiscono le imprese, ci devono essere. Nel frattempo, tramontato il sole, io sono finito nel buio con il mio viso illuminato dal monitor, e quindi il peggioramento delle condizioni di lavoro, perché i carichi di lavoro nel retail potrebbero aumentare e potrebbe essere richiesta sempre una maggior flessibilità. E dall'altra un nuovo lavoro. Non spendo troppe argomentazioni, faccio mie quelle utilizzate nell'intervento che mi ha preceduto, in cui evidentemente il nuovo lavoro, che viene definito digitale, ma che di digitale in realtà nella mansione ha ben poco, che perde di qualità, perde di stabilità, perde di garanzie, di diritti, di rappresentanza, e su cui il sindacato ha delle praterie su cui si deve sperimentare. Io penso che l'azione messa in campo ieri dalla FILT sia straordinaria, al netto della riuscita o meno poi in termini percentuali di adesione allo sciopero, non è quello il tema è aver messo insieme, aver dato identità a un gruppo di lavoratori, a una massa di lavoratori nuovi, e aver portato, come giustamente veniva detto, all'attenzione quelle condizioni di lavoro all'opinione pubblica, con un po' d'orgoglio. Come Philcams siamo stati poi i primi, perché il magazzino di Piacenza è l'unico nell'universo Amazon italiano che applica il contratto del commercio e non quello della logistica, a riuscire a sindacalizzare e a costruire dei primi accordi con Amazon, costringendola a confrontarsi con il sindacato mangiabambini sulle condizioni di lavoro. E guardate, io parlando con i compagni di Piacenza in quel periodo e interrogandoci su come era nata questa sindacalizzazione, banalmente la risposta che mi è stata data: abbiamo fatto dei picchetti davanti agli ingressi, perché non è altro che una grande fabbrica, come potevano essere considerate negli anni 70, con persone che entrano e escono in continuazione, migliaia di persone che entrano e escono in continuazione. Ci siamo messi lì a informarli, a dargli i volantini, a fargli capire che hanno dei diritti, a fargli capire cosa significa, qual è il loro contratto e perché esiste e come viene costruito. E lì si sono costruite delle cellule, permettetemi di chiamarle così, di rappresentanza. E quella per noi è tutta una sfida. E poi abbiamo il grande interrogativo delle grandi superfici, dei grandi centri commerciali. Non sappiamo bene quali sarà la loro prospettiva, è tutta da osservare. Qualcuno parla di un futuro da server farm, qualcun altro da centrali logistiche, e mi sembra tutto eccessivamente immaginifico. C'è anche lì un processo che va verso la morte di quelli più piccoli
che era già iniziato, e la rinascita di quelli più grandi, la sopravvivenza di quelli più grandi, che però hanno avuto, almeno nella narrazione pre-pandemia, come obiettivo quella del grande luogo di aggregazione, di svago, provando a ridare l'identità ai non luoghi, o almeno così venivano appellati e accusati di essere, e che adesso con la pandemia è stato tutto messo in discussione. Quindi io prendo tutta la parte positiva dell'intervento di Crisanti e mi auguro, ho rivalutato in questa fase il termine speranza, non avevo mai fatto attenzione al termine speranza, la consideravo una parola, come dire, che cos'è? È un po' come affidarsi alla fortuna. Credo invece che la speranza in questa fase per tutti noi, sia in privato che dal punto di vista lavorativo, abbia assunto un valore importante, quindi io spero che le parole di Crisanti e più in generale che l'intervento sulla vaccinazione funzioni, che raggiungiamo nel più breve tempo possibile una nuova normalità, che è quella che dobbiamo esplorare, che dobbiamo affrontare, mantenendo quello che è il nostro ruolo e la nostra identità di CGIL tutta, rappresentare i lavoratori e le lavoratrici. Grazie. Grazie a lei, segretario. Volevo dirle che anche a Treviso nel frattempo il sole è tramontato, quindi prima di passare la parola per il saluto proprio finale e anche per dare un paio di risposte ai messaggi che sono arrivati nella chat ad Alberto Irone, colgo l'occasione per ringraziare veramente gli ospiti di questa sera, anche il professor Crisanti che non c'è più. Grazie, veramente siete stati molto interessanti, avete portato la discussione ad un livello altissimo. Saluto CGIL Treviso per l'organizzazione. Alberto, a te la parola. Allora, grazie Sara. Come prima cosa vorrei ringraziare tutti gli ospiti, davvero decine che si sono collegati, partecipanti più che gli ospiti, alla nostra iniziativa online. Purtroppo in questo momento in cui non si possono fare grandi iniziative pubbliche o grandi momenti di discussione che come sindacato siamo abituati a fare in presenza, è comunque bello sapere che una comunità come la nostra può tenersi informata e aggiornata anche con altri strumenti. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, quindi Anna Carreri, Riccardo Emilio Chesta, Alessio Di Labio e il professor Crisanti che ha dovuto lasciarci. Li ringrazio per la discussione che è stata davvero alta e molto bella su temi che sono quotidiani nel nostro affrontare i problemi sindacali che ci rappresentano i lavoratori dei nostri settori all'interno della provincia di Treviso, e ancora una volta grazie per la disponibilità che hanno avuto nel confrontarsi con noi su tematiche sulle quali è stato corretto, secondo me e secondo la Philcams di Treviso, provare a fare una fotografia per capire a che punto siamo e che cosa affronteremo in futuro in termini di problemi sui posti di lavoro, ovviamente verso l'orizzonte dei diritti. Su questo punto ringrazio anche i tantissimi lavoratori e le tantissime lavoratrici che hanno scritto, lasciato commenti o domande agli ospiti. Sicuramente ci sarà un lavoro da fare per portare a compimento anche gli altri contratti nazionali che sono aperti e sui quali la nostra categoria è in prima linea. Questa era un'iniziativa che nasceva in maniera dedicata al mondo del commercio, poi è rimasta aperta ad altri settori con un taglio più aperto, però ricordiamo che la Philcams è impegnata sui tavoli di contratti collettivi nazionali che sono bloccati e sui quali non si riesce a trovare un'intesa da diversi anni. Penso alla vigilanza privata, penso al multiservizi, penso anche agli studi professionali, ormai sono 2 anni senza contratto nazionale, quindi tanti tavoli su cui una discussione evidentemente stiamo cercando di chiuderla per portare diritti ai lavoratori e per riuscire ad avanzare sull'asticella dei diritti. Detto questo, io vi ringrazio tutti per la partecipazione, anche la CGIL che ci ha ospitato in auditorium oggi, e soprattutto un ultimo ringraziamento a Sara Salin che è stata egregia nella conduzione di questa iniziativa. Grazie.